Ciao a tutti amici di Giri Ferro, oggi siamo qui a Scuola di Portamento a Favaro Veneto per l'esame finale del corso di marzo 2024. Oggi le nostre allieve sosterranno l'esame con i colleghi di Web Balance, Giri Ferro e in via del tutto istituzionale la collega Chiara Perale che ha già esaminato le ragazze durante la lezione della scorsa settimana. Iniziamo da Martina Bressanello. Ciao a tutti, sono Martina Bressanello, ho 17 anni e vengo da Treviso. Frequento il quarto anno di liceo economico-sociale a Treviso e in futuro mi piacerebbe continuare gli studi in università di moda. Le mie più grandi passioni sono la moda e il teatro, infatti da grande mi piacerebbe o diventare un'attrice o comunque lavorare nel settore della moda. Ok, grazie Martina. E per quale motivo stai frequentando il corso di portamento? Frequento il corso di portamento per migliorare la mia immagine e per diventare più sicura di me stessa. Ottimo, grazie. Allora, proseguiamo con Giorgio Sant'Ambullo. Ciao, sono Giorgia, ho 13 anni, vivo a Favaro Veneto, faccio la terza media alla Studio Italiano e il prossimo anno vorrei andare a fare CAP, che è costruzione ambiente territorio, perché quando ero bambina mi piaceva giocare a un gioco dove si allenavano le case e quindi mi sono appassionata. Su che principi si basa l'osteopatia? Continuiamo con Giulia Cazzola. Ciao, sono Giulia, vengo da Mogliano Veneto, ho 18 anni e studio al liceo economico sociale di Treviso e il prossimo anno voglio studiare giurisprudenza. La mia più grande passione è viaggiare, però mi piace anche molto il mondo della moda. Stop! Brava, ti sei sciolta tanto. Ok, grazie Giulia. Sì. Concludiamo con l'allieva uscente Beatrice Crestani. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Beatrice Crestani, vivo a Fontanelle, piccolo paesino in provincia di Vicenza, vicino a Santiago di Asiago. Sono diplomata presso l'Istituto Tecnico Economico in Amministrazione, Finanza e Marketing e uno dei più grandi sogni è quello di entrare a far parte del mondo del cinema e dello spettacolo, anche se ultimamente ho mosso i miei primi passi nel mondo della moda. E grazie a questo corso ho preso più sicurezza del mio corpo, nell'essere della mia femminilità e ho imparato ad avere ho scoperto di avere anche una buona predisposizione e questo mi ha aiutato di più a crescere, a approfondirne e potrebbe essere anche la strada giusta da percorrere. Oggi io ti chiedo, davanti alla fotocamera del buon vecchio Mario, non da credere di disegno. Tu adesso mi parti da in piedi e mi finisci distesa per terra, voglio che posi da in piedi fino a arrivare per terra. So che lo sai fare perché me l'hai già fatto, quindi adesso me lo fai. Mario? Ok. E fai finta che abbiamo ancora i teli. Sì, esatto, non stavo quello. Fai finta quello, concentrati dentro nel mood di quando abbiamo fatto una volta. Ok. Che so che me l'hai già fatto, se non sbagli adesso. Faccia. Pronta. Falla un attimo. Vai.
sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Ok, Bea. Ciao a tutti amici di Ferro, per oggi l'esame si è concluso, le nostre ragazze sono state tutte promosse con buoni voti e noi siamo molto soddisfatti e ci rivediamo il 18 aprile con l'inizio del nuovo corso. Per tutte le informazioni contattateci sul profilo di Scuola di Portamento MT Portamento. Ciao! Fly so high, I'm hypnotized.